Corrado Callegari di Prima il Veneto. Buonasera, grazie. Buonasera Callegari. Allora, Corrado Callegari, prima il Veneto, bentornato. Grazie direttore. Voi rispetto a tutto questo, ma non solo a questo, cosa... Diciamo che stasera sono stati toccati tanti argomenti da chi mi ha preceduto. Indubbiamente la prima cosa che mi viene da dire è che tutti aspettavano Draghi per il grande cambiamento, invece nella realtà Draghi sta facendo le stesse cose che faceva Conte. Prima tutti si stracciavano le vesti quando Conte diceva chiusure di qua, chiusure di là, chiusure di su e di giù. Gli stessi partiti che prima contestavano Conte adesso si sono messi proni a Draghi, ma perché? Perché dietro ci sono tutta una serie di cose, come diceva anche Ivan, cose che io ho già visto quando è venuto Monti nel 2008 e nel 2011 giù a Roma a commissariare Berlusconi. Ricordo che sia Monti che Draghi provengono tutti e due dalla Goldman Sachs, che è la banca mondiale che governa quasi tutta l'economia internazionale. E dopo si è parlato, quelli che erano collegati hanno parlato dei problemi della proroga, per esempio, delle cartelle, ma non c'è solo la proroga delle cartelle che scadono adesso ad aprile, c'è la proroga dei licenziamenti, ci dovrà essere la proroga quando scadranno i termini dei prestiti che sono stati fatti l'anno scorso a tutte le imprese, dei 25.000, dei 30.000 euro, perché sono tutti mutui che hanno le rate bloccate perché sono in preammortamento, ma hanno una durata, il preammortamento, di 24 mesi. Quando questo preammortamento scadrà, se le aziende che hanno ricevuto questi soldi qua non si sono messi in moto, io non so che fine che farà. E quindi anche qua mi tocca dare ragione a Ivan, perché la situazione sicuramente sarà altamente preoccupante. Del resto i segnali ci sono anche stati, perché ho visto i dati che ha pubblicato il Sole 24 Ore su quanto riguarda il rapporto debito-PIL del 2020 rispetto al 2019, si è passati dal 134% al 155%, quindi vuol dire che siamo di fronte a uno Stato che è totalmente fallimentare. Se fosse un'azienda avrebbe già presentato i libri in tribunale, con un debito pubblico che sta correndo, perché sempre dei dati del Sole 24 Ore, alla data del 31 dicembre 2020 il debito pubblico è di circa 2.700 miliardi e si è incrementato nel 2020 di 154 miliardi. Ricordo che quando io ero a Roma nel 2011 il debito pubblico era di 1.800 in Parlamento, era di 1.891 miliardi. È arrivato Monti a fare una serie di riforme, sembrava che dovesse cambiare il paese, invece il debito pubblico ha continuato a correre. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato italiano è uno Stato deficitario che ha una spesa non controllata e che va ben al di sopra di quelle che sono le entrate, nonostante noi abbiamo una pressione fiscale che è pari al 43%, nonostante questo il debito pubblico aumenta, quindi vuol dire che spendiamo più soldi di quanti ne incameriamo. La regola è semplice, ma non tutte le regioni hanno questo meccanismo qua, perché noi siamo in una regione invece che è diversa, noi produciamo in più rispetto a quello che spendiamo, e a Roma lasciamo sempre un assegno di 15 miliardi di euro ogni anno. E anche qua, quando sento parlare dei ristori, io penso che il nostro Presidente, e lo lancio alle tose di Zaia, dovrebbe presentare una richiesta di avere subito un assegno di ristoro per tutte le aziende del Veneto di 15 miliardi di euro, perché quelli sono soldi nostri che produciamo in più rispetto a quelle che sono le spese che sosteniamo. E dopo, per chiudere, auspico anche una cosa. Io adesso ho sentito da un anno a questa parte tutte le dirette del nostro Presidente sul Covid, ed è giusto, perché questa è una situazione di emergenza che c'è nel nostro paese. Io auspico che, finito questo periodo qua, che spero finisca presto, la stessa intensità e la stessa forza la metta per battere sull'autonomia e sul residuo fiscale. Cioè io farei le dirette tutti i giorni qua in Rete Veneta, se vuole direttore vengo anch'io, per parlare di questa cosa qua, perché è dal 2001 che Roma, quando siamo andati a trattare, ci sta prendendo in giro. Io penso che sia il momento di dire basta. E lo diremo quando
adesso scadranno i termini delle varie azioni che ho detto prima, cioè dei licenziamenti, delle aziende che dovranno pagare le rate, che non apriranno, cioè si creerà un dissesto economico nel nostro paese enorme, anche qua nel Veneto, e non siamo abituati a questo. Corrado Callegari voleva intervenire, direttore, un attimo su quello che è stato detto in maniera non corretta, Venturato mi pare si chiami, no? Allora, non è assolutamente vero che nel 2011 l'Italia era sull'orlo del baratro. Lì è stata fatta un'operazione scientifica provata anche da parte della Merkel quella volta e di Sarkozy, che hanno invitato le banche, ascolta per piacere, allora hanno invitato le banche tedesche e francesi a non rinnovare i titoli di Stato per 150 miliardi di euro. Da qui la motivazione per cui improvvisamente c'è stata quella famosa esplosione dello spread che è andato a 500, 700, 600 punti. È arrivato Monti, mandato ovviamente dall'Europa, con i compitini in mano, tra cui anche la riforma delle pensioni, la riforma Fornero. Io ho avuto la fortuna di vederla piangere in aula e mi è rimasto un bellissimo ricordo. E a fare opposizione a Monti mandato all'Europa c'erano solo due movimenti, c'era la Lega Nord di Bossi e l'Italia dei Valori di Di Pietro, che dopo sono stati colpiti non a caso sulle problematiche personali, Bossi con la famiglia e Di Pietro con le cose. E qui vedo la stessa cosa, cioè Draghi è arrivato, al di là della discontinuità o della non discontinuità, è arrivato col compitino in mano. Loro ci daranno i 200 miliardi di aiuti, ma loro vogliono che noi facciamo delle riforme, e dopodiché vedremo se il popolo che adesso ha applaudito Draghi come ha applaudito Monti 10 anni fa, perché ricordo che Monti era al 75% di consenso quando è arrivato, tutti pensavano che fosse il salvatore della patria, invece era arrivato qui con pitini in mano per farci fare delle riforme lacrime e sangue che comunque non hanno cambiato niente, perché il debito pubblico, ripeto, era a 1891 miliardi per diventare dopo l'epopea di Monti a 2300 miliardi, quindi di fatto l'intervento economico di Monti non è servito a niente. Adesso Draghi arriva con i compitini, faranno le riforme della pubblica amministrazione, allora vedremo un attimo i dipendenti pubblici come verranno trattati da questa riforma. Sicuramente, per l'esperienza che si può avere, sicuramente non in meglio, perché queste riforme qua non funzionano mai in meglio, e poi probabilmente andrà a ritoccare anche qualcos'altro, da quel momento dopo ci daranno i 200 miliardi. Ricordo anche una cosa che la gente certe volte lascia passare ed è una cosa pericolosa, cioè noi dal momento di Berlusconi, che non è che io, nonostante fosse al governo con lui, non era una persona che mi era tanto simpatica e che stimavo, ma è stato l'ultimo presidente democraticamente eletto, cioè dal 2000 sono 6 anni che il governo non viene eletto. Avuto presidenti del Consiglio democraticamente eletti. Sì, tutti gli altri si sono autonominati. Questo fa capire dove ci vogliono pian piano far andare, cioè accettare le regole che ci dettano, e se non le accettiamo perché abbiamo, per carità, una classe politica debole, ci mandano dei super tecnici con il compitino in mano da quindi